Bene, eccoci qua. Insomma, bene non tanto, visto che siamo costantemente avvolti da questa fitta nebbia. Purtroppo oggi le previsioni per il weekend pasquale sono pessime. Oggi è sabato, c'erano in teoria le condizioni migliori, cioè non pioggia, ma solo variabilità la mattina, mentre purtroppo stasera inizierà a piovere. Oggi siamo saliti in macchina fino a Malga Pramosio, volevamo fare Cima Vostanis. Arrivati a Pramosio è iniziata la nebbia. Ogni tanto si dissolve, ma purtroppo non penso che vedremo granché oggi. Quindi intanto andiamo fino al lago Vostanis, saliremo sulla strada forestale, quindi non dovremo perderci. Probabilmente al lago ci fermeremo e torneremo indietro. A circa 10 minuti dal Malga Pramosio si trova il monumento dedicato a Maria Ploffner-Mentil, che è la portatrice carnica che è stata uccisa dagli austro-ungarici durante la prima guerra mondiale e a cui a fine della guerra è stata data la medaglia al valore militare. La storia delle portatrici carniche l'ho raccontata in un altro video, te lo lascio qui sotto in descrizione. Pramosio è un po' più a, guardando le montagne, un po' più a sud rispetto a Pal Grande e Pal Piccolo, però insomma le portatrici operavano su tutto il fronte. Anche qui c'erano trincee italiane e austro-ungariche a pochi metri. In questo punto Maria Ploffner è stata colpita e qui adesso c'è una piccola targa che la ricorda. Bene, in un'ora e 20 siamo arrivati a Casera Pramosio Alta. Purtroppo siamo sempre nella nebbia, anzi anche peggio. Adesso qui proprio non si vede, ci saranno 10-15 metri di visibilità. La casera è sommersa dalla neve come al solito e stavolta nessuno ha spalato, e gli altri due folli hanno iniziato a spalare, ma secondo me dubito che riusciranno ad aprire la porta. Comunque adesso magari vado a dargli una mano, dai, almeno un po', così intanto ci si scalda, perché ci sono 3 gradi, però continua a tirare vento, non tanto forte, però è un po' freddino e quindi bisogna scaldarsi. E purtroppo niente Cima Vostanis, che dovrebbe essere circa qua dietro di me, da queste parti. Nessuno è mai stato, non abbiamo tracce GPS e poi non ne varrebbe la pena, che c'è talmente poca visibilità che sciando bisogna stare attentissimi. Abbiamo incontrato altri 5 sci alpinisti che erano già arrivati, loro sono già ripartiti, abbiamo seguito le loro tracce per fortuna, così non abbiamo dovuto perderci troppo a capire dove andare. Adesso abbiamo la traccia di salita, io ce l'ho sull'orologio, insomma per la discesa non dovrebbero esserci troppi problemi. Alex sta ultimando i lavori in 20-25 minuti abbiamo aperto uno spiraglio e si riesce a intrufolarsi dentro in casera. E qua lo splendido panorama del laghetto Vostanis in tutta la sua bellezza. Allora, ci siamo scaldati, un po' asciugati, adesso ripartiamo. Purtroppo qua la situazione non cambia. Giù pianino e via.
bene, dai, alla fine non è stato neanche poi così male dal punto di vista della neve, un po' molliccia, però non era molto collosa, quindi anche se sciava, cioè probabilmente sarebbe stato anche abbastanza divertente. Il problema è che veramente non si vedeva niente, e anche qui adesso alla Malga Pramosio le nuvole si sono proprio abbassate definitivamente, e quindi era un po' rischioso andare giù, sia cercando magari le linee quelle con un po' di più pendenza, ma comunque discostandosi dalla traccia di salita andavamo un po' nel territorio di nessuno, quindi abbiamo seguito fedelmente la traccia di salita e siamo rientrati alla base. Sicuramente è un bel giro da fare col bel tempo, chiaro, così senza la cima si perde un po' di dislivello e la discesa è molto corta, però c'è neve qui, comunque si parte, siamo a 1500, si parte abbastanza in quota, per cui comunque sarà una gita da rifare col bel tempo sicuramente, anche per andare fino su in cima. Se nei prossimi giorni verrai qui a farti il giro troverai la casera agibile, abbiamo spalato la neve, siamo entrati, poi sono arrivati anche altri sci alpinisti, c'era un po' di traffico nonostante il tempo un po' così. Allora, non è che si sia visto tanto, ma insomma spero che questo video ti sia piaciuto lo stesso. Come al solito sotto trovi in descrizione la traccia di Strava e magari ti lascio qualche articolo sul giro, così vedi anche qualche bella foto col sole. Io ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!